Aspettando la fiera, una serie di eventi enogastronomici e culturali promossi dal Comune di San Donà di Piave in collaborazione con San Donà Servizi, nell'attesa della Fiera del Rosario 2011. Vediamo il servizio. Fiera del Rosario 2011 e campionaria d'autunno. Storia e cultura, esibizioni musicali e spettacoli live, enogastronomia locale, arredo casa, auto, artigianato e agricoltura. Fiera del Rosario. La tradizione continua a San Donà di Piave dal 30 settembre al 3 ottobre. Abbiamo un'altra manifestazione, un altro evento pre-fiera quest'anno ed è questo concerto. Come si sta svolgendo? Non è solo un concerto, quest'anno abbiamo pensato di fare delle manifestazioni definendo tutto il progetto Aspettando la Fiera, in cui c'è la presentazione della mostra che facciamo oggi, che lo fa precisamente l'assessorato alla cultura del Comune di San Donà di Piave. Noi ci siamo agganciati a questo evento dando la possibilità a dei ristoratori locali di sposare, fra virgolette, un quadro e creare una ricetta assieme e presentarlo per la fiera. Oltre a questo poi la chiusura appunto è il concerto Mozart, un concerto pianoforte a 4 mani. Questo darà la chiusura di questo progetto Aspettando la Fiera. In quell'occasione verranno presentate anche tutte le manifestazioni che faremo durante la Fiera del Rosario e della Fiera Campionaria. Diciamo che ripercorriamo l'Ottocento veneto e friulano con un tema conduttore che è il cibo. Non è ovviamente solo la rappresentazione fisica di questo pur importante ingrediente, diciamo, della vita quotidiana, ma è anche tutto ciò che gira intorno a livello simbolico, allegorico e anche così a sfondo morale e anche storico, perché il cibo innanzitutto nell'Ottocento, parliamo del Veneto, dei territori friulani, è stato anche un problema alle volte e quindi ha destato un interesse a sfondo sociale. Ci sono stati dei momenti di grave carestia, quindi anche per gli artisti che sono comunque vicini alla vita quotidiana della gente e soprattutto sull'onda del realismo che percorre questo secolo, il cibo sicuramente è stato un oggetto da tenere presente per quel che riguarda la rappresentazione della vita quotidiana delle persone. Sì, i musei che ci hanno prestato questi quadri sono il Museo Revoltella di Trieste e la Galleria d'Arte Moderna di Udine, più alcuni quadri che vengono da Verona, dall'ospedale di Verona, dalla Banca Popolare di Vicenza e da collezionisti privati. Siamo riusciti a metterli assieme appunto attorno a questo unico tema e il risultato è gradevole. Abbiamo messo un sacco di motori all'interno di questa Fiera del Rosario, che come voi sapete è costituita da una fiera campionaria e dalla festa popolare che si svolge nelle vie del centro. Per quanto riguarda la festa popolare, iniziamo con 2 street band venerdì sera che dedichiamo ai giovani. Sabato sera abbiamo pensato agli amanti del liscio con un'orchestra, Cristina Rocca, che suonerà e farà ballare quanti sono amanti di questo genere. Domenica poi comincia la festa vera e propria fatta dalle bancarelle, saranno più di 400. Ma ci saranno anche giochi in strada fatti da operatori di circo e uno spettacolo circense in Piazzetta Campiello. E così anche, e ci sarà sempre il liscio domenica sera e il lunedì di nuovo giochi in strada e spettacolo circense. Per quanto riguarda la fiera campionaria sembra strano, ma è tutto pieno. Evidentemente viviamo in un'area dove si reagisce alla situazione di crisi, di difficoltà del mercato in un senso positivo, cioè andando a proporre le proprie aziende, e questo non può che farci piacere e offriamo volentieri il nostro contenitore. Il problema di parcheggi, visto che ci sono dei lavori in corso qui a San Donà di Piave, come li avete gestiti?
Ma li abbiamo gestiti come lo scorso anno, nel senso che non è che ci sono meno parcheggi perché Piazza Indipendenza è chiusa, in quanto in Piazza Indipendenza durante la fiera non si parcheggiava. Quindi i parcheggi sono gli stessi, ci sono dei parcheggi a pagamento dove pagando 5 euro si può tenere l'auto per tutta la giornata e che sono nella zona del Parco Fluviale, in via Brusade, nella zona di via Pralungo, cioè vicino alla Confrutta. Questo l'abbiamo fatto anche per una questione di organizzazione e viene gestito direttamente da Sandona Servizi, in quella che è la vivacità della Fiera del Rosario a Sandona di Piave. Fiera del Rosario 2011 e campionaria d'autunno. Storia e cultura, esibizioni musicali e spettacoli live, enogastronomia locale, arredo casa, auto, artigianato e agricoltura. Fiera del Rosario. La tradizione continua a Sandona di Piave dal 30 settembre al 3 ottobre.